C'è chi ha introdotto in azienda nuovi macchinari, chi ha investito in ricerca, chi in sviluppo e promozione. Grazie al PSR, il piano di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Veneto, sono numerose le imprese agricole che hanno potuto beneficiare di fondi da utilizzare per realizzare piccoli e grandi progetti. Alcune scelte strategiche di impostazione di questo programma sono quelle di destinare una quota importante del 1.169 milioni di euro a alcuni aspetti. Il primo, la competitività e l'innovazione delle aziende agricole. Il secondo, il rafforzamento delle filiere nella fase di trasformazione e commercializzazione e nella fase di promozione dei prodotti di qualità. Il terzo obiettivo, altrettanto significativo, è quello di assicurare un sostegno al ricambio generazionale, quindi nuovi giovani agricoltori e gli investimenti necessari per entrare in attività agricola. Da ultimo, ma non perché sia l'ultimo, ricordo il tema agroclimatico ambientale, cioè pratiche agricole in grado di migliorare l'ambiente, e ultimissimo, ma non ultimissimo, il tema del sostegno all'agricoltura nelle zone montane. Dopo il successo dell'edizione 2017, per spiegare agli operatori del settore primario come accedere ai finanziamenti, la Regione ha promosso un nuovo ciclo di dialoghi del PSR, una serie di incontri informativi che vengono organizzati nelle diverse province venete. Nel Veronese l'evento più recente si è tenuto a Isola della Scala, cuore di una zona vocata alla produzione e alla raccolta del riso. In platea tanti imprenditori agricoli curiosi di avere maggiori dettagli sull'iter burocratico da intraprendere e di ascoltare le storie di chi, grazie al PSR, ha già apportato importanti cambiamenti in azienda. Noi abbiamo fatto principalmente un investimento legato all'ammodernamento delle attrezzature. Abbiamo acquistato, proprio per entrare nello specifico, una macchina per il disarmo meccanico. Dunque abbiamo portato una miglioria notevole, perché siamo riusciti a risolvere alcuni problemi che avevamo in precedenza. E noi con questo PSR siamo riusciti ad acquistare delle macchine selezionatrici che danno la possibilità al nostro prodotto, al nostro riso, di essere selezionato con delle fotocamere a colori, tecnologia molto avanzata, che dà la possibilità al nostro prodotto di essere quasi perfetto e quindi di scartare tutti gli elementi che non sono perfetti dal punto di vista sia visivo sia organolettico. Noi in questi incontri da un lato forniamo informazioni proprio per la partecipazione, per chi è interessato, dall'altra parte riceviamo anche segnalazioni, considerazioni, richieste di chiarimenti, e quindi è sempre un'occasione interessante per i potenziali richiedenti, ma anche per noi dell'amministrazione. Per le imprese agricole vincere un bando PSR significa poter concretizzare progetti di sviluppo altrimenti non sostenibili. Non saremmo mai riusciti con le nostre sole forze ad acquistare una macchina che ha un costo così elevato, per fortuna c'è questo strumento. Io vorrei dire che è uno strumento validissimo, ma che però a chi si accosta per avere questo tipo di strumento devono essere molto attenti ed essere molto chiaro che non è un punto di arrivo. Riuscire a vincere il bando per avere il finanziamento è sicuramente un punto di partenza che ti dà la possibilità di arrivare all'obiettivo che ti sei prefisso per aumentare il budget della tua azienda. Il supporto finanziario dato da questi fondi ha permesso negli anni di far crescere in maniera solida tutto il comparto agroalimentare, che ad oggi è strategico per l'economia regionale e nazionale. Complessivamente abbiamo la Camera di Commercio, ci segnala 67.000 aziende agricole iscritte, abbiamo circa 4.500 imprese agroalimentari che lavorano nella trasformazione e nella commercializzazione a valle. Riusciamo a realizzare una produzione agricola lorda che ha sfiorato nell'annata ultima chiusa al 2017 circa 6 miliardi di euro. Per quanto riguarda il valore aggiunto agroalimentare siamo